I risultati della differenziata vengono fuori da un calcolo semplicemente matematico, da quelli che sono i formulari di conferimento presso le piattaforme della differenziata e presso la discarica dove si porta l'indifferenziato e la discarica dove si porta l'organico. Per cui da quei formulari escono fuori le tonnellate di differenziata e di indifferenziata e la ditta sistematicamente, come agli altri comuni, ci comunica quella che è la percentuale di raccolta differenziata. Chiarito questo, stamattina succede che per uno sciopero già programmato diverso tempo fa dagli operai della ditta SEA che fa la raccolta ad Aragona, gli stessi operai ci avevano comunicato in maniera ufficiosa, ma anche i sindacati e poi ancora la ditta ieri sera, che lo sciopero non si sarebbe effettuato, perché lo sciopero era stato programmato per il pagamento della mensilità di marzo, mensilità che poi la ditta ha versato agli operai, e quindi si era detto ieri sera che gli operai stamattina avrebbero lavorato. Alle 7:30 abbiamo avuto la sorpresa, quasi quasi il boicottaggio, che la ditta non lavorava. A questo punto si è pensato che era opportuno pulire solo ed esclusivamente il corso principale di tutti quei sacchetti pieni di plastica, perché oggi era la giornata di raccolta della plastica, considerato che oggi giornata di mercato il corso principale sarebbe stato pieno di pedoni ma anche di automobili, e a questo punto con gli operai della manutenzione, controperai della manutenzione e con l'automezzo comunale, l'assessore ha dato l'input di pulire solo ed esclusivamente il corso principale. Non solo, ma preventivamente ci si è premuniti di avvertire la ditta e di capire se la ditta, nel momento in cui avremmo effettuato la raccolta nel corso principale, era nelle condizioni di venire con proprio automezzo e proprio operai a caricare quella che era la raccolta effettuata sul corso principale della plastica per portarla alla piattaforma. Benissimo, avuta la conferma, gli operai comunali hanno effettuato la raccolta solo ed esclusivamente lungo il corso principale, dopodiché, non potendo ribaltare in maniera diretta perché i due mezzi non lo permettevano sul mezzo della ditta SEA, si è scaricato a mo' di deposito quello che è stato raccolto su un terreno di proprietà comunale, dove contemporaneamente è avvenuto il carico sul mezzo della ditta SEA per portarlo alla piattaforma, e questo stamattina è avvenuto.